Le 19 case ATER date in affitto raggiungono due scopi: combattere lo spopolamento del centro storico e favorire due categorie di lavoratori particolari, come sono i dipendenti dell'Università di Architettura, che si occupano di istruzione, e quelli della Polizia Penitenziaria, che garantiscono sicurezza. Si tratta di case, afferma l'ATER, che non verranno tolte a nessuno perché non hanno destinazione edilizia residenziale pubblica e quindi non destinate alle graduatorie per fasce svantaggiate, ma verranno date ad affitti calmierati per venire incontro alle necessità di questi lavoratori. A chi saranno assegnate e secondo quali modalità e criteri sono questioni che sono state delegate e riguarderanno i due enti che hanno firmato le convenzioni. Una buona notizia per la città di Venezia: ATER assieme alla Casa Circondariale di Venezia e all'Università IUAB hanno avviato finalmente la procedura in tempi abbastanza brevi di assegnazione di 19 alloggi a prezzi calmierati affinché i lavoratori appunto della penitenziaria e dell'università possano risiedere nel centro storico. Le abitazioni, 10 per lo IUAV, 9 per le guardie carcerarie, si trovano tutte in centro storico. Sono state scelte tra quelle libere che necessitavano di minimi lavori di sistemazione per assegnarle subito. Si tratta di un primo passo perché l'ATER è pronta a firmare altre convenzioni simili. Protesta invece l'associazione Tutta la città insieme, affermando che si tratta di una disparità di trattamento inaccettabile. Le case ci sono, il commento del presidente Giovanni Andrea Martini, ma spariscono quando a chiederle sono centinaia di famiglie inserite nelle graduatorie, una situazione di cui deve occuparsi anche il sindaco.